Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Risen 2 The Dark Waters. Ci ritroviamo nuovamente al cospetto di Pedro, il nostro fornitore di informazioni per quanto riguarda il nostro equipaggiamento, e vediamo un po' di cosa dovremmo equipaggiarci per arrivare fino a quest'isola dei pirati, che per adesso la sua ubicazione è sconosciuta. Quindi innanzitutto vediamo di trovarla, e quindi cercando una bella mappa del tesoro, anzi una bella mappa dell'isola. Is there a map of the island? Ask De Fuego. He might know. He's the governor of Puerto Sacarico. You'll never get in to see him looking like that, though. At least put a shirt on. Bene, abbiamo appena sentito che la mappa è in possesso del caro Di Fuego, il governatore dell'isola, e dobbiamo vestirci almeno con un bello smoking per andare dal nostro Di Fuego, e vediamo un po' dove possiamo ritrovarlo questo smoking. So I need to get some clothes. Carter's your man for that. He's prison guard at the tower. He's always got odds and ends for sale. Bene, a quanto pare il proprietario della torre che si ritrova all'interno di questa cittadina dispone di vestiti, e vediamo un po' dove possiamo ritrovare delle provviste. Where can I get supplies? Try Osorio. He'll sell you some. He'll be in his kitchen, in the little building in front of the square. Bene ragazzi, siamo riusciti a scoprire dove si ritrovano questi nostri obiettivi, I have to e get allora facciamo una pian piano, quindi andiamo a fare qualcosa con calma. I don't know. Brilliant. Bene, abbiamo scoperto appena adesso dove si ritrovano i nostri cari amici che dispongono delle nostre informazioni, anzi dei nostri equipaggiamenti, e per prima cosa seguiamo la nostra bussola e andiamo dal nostro proprietario della torre per acquistare qualche vestito, quindi una bella camicia per presentarci davanti al governatore. Eccolo qui il nostro amico, vediamo un po' Carter, vediamo un po' se ha qualche vestitino. I guess you want to speak to the prisoner. No, non sono qui per il prigioniero, amico mio, ho sentito dire che vendi I hear abiti. you sell clothing. Yeah? Says who? Pedro might have mentioned it. Look if you want. You look like you could use something fresher. Vediamo un po' quello che ha il nostro caro amico. Vediamo, entriamo dentro il suo inventario. Allora, vende una bella bandana vecchia, una camicia in pelle, una camicia vecchia e dei pantaloncini colorati. Allora, io direi ragazzi di analizzare intanto il nostro equipaggiamento. Una bella camicia vecchia, allora, darà una difesa contro le lame e contro i proiettili di 3 unità e costa ben 75 monete. Innanzitutto la camicia di pelle sarà ovviamente più potente, anzi più resistente, infatti potete vedere che l'abilità, anzi la resistenza in lame e antiproiettile è aumentata. Io direi per adesso di specializzarci più sulla camicia vecchia ragazzi, in modo tale da rinfoltire, anzi potenziare il nostro equipaggiamento più avanti, nel momento in cui avremo più monetine, quindi riusciremo a permetterci qualcosa di più grosso. Prendiamo la nostra camicia, e per adesso per i pantaloni colorati lasciamo perdere, teniamo solo la nostra camicia utile per la missione. Bene, vestiamo il nostro caro personaggio, bene, tutto, andiamo nella sezione tutto e indossiamo la nostra camicia vecchia. Bene, adesso siamo presentabili, guardate un po' che figo il nostro personaggio. Andiamo intanto dal nostro cuoco del villaggio, che a quanto pare è in quella fucina da dove si riesce a intravedere una piccola torcia. Ok, andiamo avanti, vediamo un po', intanto cosa ritroviamo. Ecco, un bel salvataggio automatico. Qua ci sono due bei marinai. Ecco, qua è il nostro uomo. Allora, ecco il nostro uomo ragazzi, Osorio, vediamo un po' cosa ha da dire. Blast it and bugger it. I keep the whole colony fed. But what help do I get? I'll tell you. Bugger all. Bene, allora amico mio, ho bisogno di qualche provvista. Ne hai Got qualcuna? any provisions to sell? I suppose so. Just let me know what you need. Mi serve qualche provvista ovviamente. Vediamo, fammi vedere provision. cosa hai dentro l'inventario. Allora, il nostro amico ha una bella bottiglia di rum. Il rum è il migliore e proviene da Tagarigua, e ovviamente aumenterà i nostri punti vita all'interno di qualche combattimento. E ovviamente poi ritroviamo il grog, che è l'elisir di lunga vita di tutti i marinai, presente anche in Monkey Island ragazzi, molto ambito dal personaggio principale e non tanto potente quanto il rum, quindi non altrettanto efficace e ovviamente non altrettanto costoso. E troviamo anche alcuni rifornimenti, ne abbiamo 3 unità e sono deliziosi e rigenereranno il nostro personaggio di 20 unità. Quindi io direi ragazzi di prendere la bella bottiglia di rum, 5 rifornimenti, in modo tale da utilizzarli nella maniera migliore in battaglia, e anche 2 bottigliette di grog. Ok, acquistiamo un po' di tutto, vediamo un po'. Ok, 180 monete rimangono al nostro personaggio, abbiamo completato il nostro acquisto. Adesso manca solo il nostro governatore, che a quanto pare è in questo edificio. Vediamo un po', entriamo. Ci sono alcune guardie, speriamo che ci facciano passare. Dove stai andando? Ecco, c'è qualche problema. Voglio parlare con Di Fuego. I need to talk to Di Fuego. All right. Go on up. Perfetto, il travestimento ha funzionato. Saliamo su e vediamo se troviamo il nostro caro Di Fuego. The
way I see it, Governor, I do for you. Ecco il nostro di fuego, ragazzi. Allora, amico mio, mi serve una mappa dell'isola. I need a map of the island. Well, for 100 gold, it's all yours. Anche commerciante il nostro amico. Allora, 100 pezzi d'oro possono andare bene. You're on. Now, where did I put it? Here you go. Perfetto, mappa di Tacarigua, ricevuto, perfetto. Allora, amico mio, siamo a posto, abbiamo ricevuto la nostra mappa, abbiamo di tutto. E allora, non ci serve altro, possiamo terminare la nostra conversazione, quindi lasciar perdere sia Sebastiano che Di Fuego. Andiamo avanti, vediamo un po' intanto dove dobbiamo andare. Usciamo all'aperto, guardate un po', siamo sempre scalzi, mannaggia, questo danneggia il nostro personaggio. E usciamo, la nostra party continua a seguirci, è come Lydia in Skyrim, ragazzi, possiamo ordinarle di aspettare qui. Abbiamo bisogno di un goccio di grog, hai bisogno di un goccio di grog, quindi possiamo rinfoltire la sua salute, oppure chiedere qualche informazione. Eccoci ragazzi, a quanto pare abbiamo sentito da alcune voci in città che il covo dei pirati si ritrova a est all'interno di questa piccola isoletta di Tacarigua. Quindi vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare. Qua ci sono delle scimmiette, vediamo un po' se sono amichevoli. No, sono delle scimmie dagli artigli affilati e a quanto pare ce l'hanno con noi. Proviamo per benino questo sistema di combattimento e analizziamolo per bene per vedere che cosa... le sue caratteristiche. Allora, a quanto pare è un sistema di combattimento davvero molto semplice, infatti possiamo effettuare davvero pochissime combo e la capacità ovvero l'intelligenza artificiale non è davvero all'avanguardia. Il nostro personaggio riesce davvero molto facilmente a distruggere queste scimmie, a quanto pare sono davvero molto inesperte. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualche altro combattimento davvero più impegnativo. Qua ci sono degli indiani, degli indigeni, ecco qua, a quanto pare questi saranno molto più impegnativi e ci lanciano le lance. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare sul primo selvaggio. Attenzione, vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa. Attenzione, i selvaggi sono un po' più duri, ragazzi, da buttare giù. Comunque il sistema di combattimento rimane sempre inalterato, ovvero le combo rimangono sempre le stesse. E adesso dobbiamo intervenire con il nostro room. Vediamo un po', mettiamo al massimo, facciamo ritornare al massimo la nostra salute. Bene, andiamo, vediamo questo selvaggio se possiamo buttarlo giù. Avanti, potete vedere che le combo sono identiche. Andiamo, ecco, abbiamo la modalità parata, che anch'essa può essere molto utile in questi combattimenti ravvicinati. Vediamo che il primo selvaggio l'abbiamo buttato giù. Perfetto, 50 in più di gloria. Non possiamo perquisire i cadaveri. Ecco il capo sciamano. Perfetto, per adesso distrutto. Ecco una lancia, ecco l'abbiamo presa, perfetto. Anzi no, possiamo perquisire il selvaggio e abbiamo ricevuto una testa. Wow! E il selvaggio può essere perquisito così normalmente, senza entrare a fondo all'interno del corpo. Possiamo aumentare le statistiche del personaggio, però prima prendiamo questo bel macete. Allora, il nostro personaggio in cosa lo facciamo specializzare? Io direi, ragazzi, di farlo diventare molto abile con la spada, quindi spendiamo 1000 punti di gloria per migliorare l'abilità con la lama, in modo tale, perché a quanto pare la spada era l'elemento più diffuso all'interno di quest'epoca. Quindi diamo un'occhiata intanto alle nostre nuove armi appena conquistate. Il macete ha una capacità, un danno maggiore alla spada, però un danno massimo minore. Quindi possiamo utilizzarlo il nostro macete. Dai, utilizziamo un'arma del tutto innovativa. Appena presa un selvaggio, vediamo dove possiamo andare. Un altro selvaggio, cosa abbiamo preso? Un'altra testa e una ciotola. Bene, dobbiamo proseguire verso est, ragazzi, perché il nostro covo dei pirati si ritrova ad est. Quindi andiamo avanti, vediamo che ritroviamo. Allora, c'è qualcosa qui, che cos'è? Un cinghiale. Wow, un cinghiale, ragazzi, vediamo se possiamo metterlo. Facocero. Wow, mamma mia, è davvero molto potente questo facocero. Ecco, gli abbiamo sparato un bel colpo di pistolina d'avancaricca. Attenzione, attenzione, dobbiamo intervenire direttamente con le nostre provviste. Vediamo un po', ecco, abbiamo dei rifornimenti. Vediamo un po', ecco, possiamo recuperare la nostra rigenerazione della salute, ma anche il grog può essere utile. Bene, ecco qua il facocero, attenzione. Eccolo. Dannazione, è duro questo facocero. Veramente il sistema di combattimento lascia davvero molto a desiderare, perché si può fare solo un'unica combo e quindi non è davvero molto brillante questo sistema di combattimento. Ecco qua un altro cinghialino mancato. Wow, così vicino siamo riusciti a mancarlo. Vediamo, ecco, davvero il sistema di combattimento non è all'altezza, anche se la storia è davvero molto intrigante. Andiamo avanti. Ecco, c'è una bella cascatina, vediamo cosa riusciamo a fare. Vediamo un po', ci sono degli scheletri. Borsa d'oro piccola. Wow, ragazzi, abbiamo ottenuto dell'oro, molto bene. E qua c'è un bel amuleto anche, benissimo. Allora, dove dobbiamo andare? Vediamo se possiamo proseguire in avanti. Ecco, però da questa posizione andiamo a sud.
chissà se si può entrare dentro la cascata. A quanto pare sì, però dobbiamo vedere un po' che cosa abbiamo raccolto. Allora, abbiamo raccolto il nostro amuleto e il simbolo tribale che conferisce 5 punti rituali, una semplice collana che appartiene agli indigeni, va bene, possiamo indossarla, e inoltre 3 teste, non può essere venduto, era di un cacciatore indigeno. Wow, le teste, praticamente il nostro cacciatore l'ha appena prese, una ciotola d'oro puro e in grande valore, perfetto. Allora ragazzi, entriamo dentro la nostra cascata. Possiamo entrare ovviamente, vediamo. Wow. Dove siamo? Ah, non si può entrare dentro la cascata, dannazione, credevo si potesse entrare. E allora dobbiamo continuare in avanti, vediamo un po' dove riusciamo ad andare, dobbiamo fare il giro. Andiamo avanti. Ecco ragazzi, dopo diverse ore di cammino siamo riusciti ad arrivare a questo covo dei pirati. A quanto pare è il primo accampamento che sono riuscito a notare. Speriamo che sia il vero e proprio covo dei pirati. Vediamo che ritroviamo qui. Perfetto. Oi, you. Where do you think you're going? The pirate camp. It's around here, right? Wait, didn't you say you came from Puerto Sacarico? Are you with the Inquisition or something? It's or something. Used to be, until they threw me out. So you say. How do I know you're not a spy? Vediamo un po' cosa rispondere al nostro amico. Pensi che là dentro ci sia qualcosa che una spia dell'Inquisizione non sappia? Sono un avventuriero, meglio andare su questa strada. I'm an adventurer. Why should I believe that? I'm traveling with Patty, Captain Steelbeard's daughter. Steelbeard's got a lot of daughters. Il nostro amico fa il difficile ragazzi. Vediamo un po'. Pensi che la figlia di Barba d'Argento si metterebbe con una spia? Ma è la sua figlia preferita. Se non apri, io, intimidazione, dovrei fidarti di me. Allora proviamo a intimidare il nostro amicone qui. Maybe not a good idea. Ah, il nostro amico non... davvero non se la sente perché non abbiamo abbastanza intimidazione. Praticamente queste abilità ragazzi saranno necessarie per contrastare i nostri avversari. E allora dobbiamo solo basarci sulla prima affermazione. Do you really think Steelbeard's daughter would be partners with a spy? From what I hear, she's partners with a lot of strange types. Dannazione, dobbiamo utilizzare l'ultima opzione. Dovrai fidarti di You'll me. just have to trust me. Looking like that, no chance. Come on, we'll find another way. A quanto pare ragazzi non siamo riusciti a convincere il nostro amico, dovremmo trovare un'altra strada, ma a quanto pare vedremo un po' se possiamo trovarla all'interno del prossimo gameplay. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate e fatemi sapere che cosa ne pensate di questa nuova saga, di questo nuovo gameplay, Risen 2 Dark Waters. Ciao a tutti ragazzi!